E dunque adesso è il momento della carta, della penna e del calamaio, perché sale in cattedra il professore Amedeo Colella con le sue lezioni di cultura e saggezza partenopea. Nishuna nasce imbarata. Gabriele D'Annunzio arriva a Napoli nel 1891. Siamo a fine Ottocento e resta solo 2 anni, ma nonostante tutto sono 2 anni terribili. Infatti i 2 anni passati a Napoli saranno lo specchio della sua vita intera. Adulteri, processi, scandali, ma tanta letteratura. D'Annunzio arriva a Napoli nel pieno del suo successo. Aveva appena pubblicato a Milano per Treves il suo romanzo più famoso, Il piacere. Ne aveva scritto un altro, si chiamava L'Innocente, ma Treves non lo voleva pubblicare. Allora viene a Napoli, dove ha un grande amico, Ferdinando Russo, e chiede appunto un contatto con l'editore Bideri di Napoli. Ferdinando Russo, per capirci, uno dei più grandi autori di canzoni napoletane, ne cito una su tutte, no? La più famosa serenata della seconda metà dell'Ottocento, Scetate. Si dormo, si non dormo, bella mia, e non ricama sta mandurinata, scetate, bella mia. E a Napoli, ovviamente, Gabriele D'Annunzio frequenta il circolo degli intellettuali napoletani. Qui, al Caffè Gambrinus di Napoli, si riunivano Roberto Bracco, Ferdinando Russo, Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo, il pittore Edoardo Dal Bono. Sì, in realtà Ferdinando Russo riuscirà a far pubblicare il romanzo L'Innocente. Prima verrà pubblicato a puntate sul Corriere di Napoli, il giornale di Matilde Serao e Edoardo Scarfoglio, e poi successivamente, appunto, Bideri ne pubblicherà il libro. Ferdinando Russo però sfruculiò un po' il nostro Gabriele D'Annunzio. Gabriele, ma ti pare che un artista, insomma uno scrittore abruzzese può scrivere una canzone napoletana? Ma quando mai? Impossibile, vedrà. Vedete che la faccio, insomma fra i due più o meno nasce una scommessa. Secondo un cameriere del Caffè Gambrinus di getto, il nostro D'Annunzio scriverà la canzone Avucchella di getto su un foglio di carta qui a un tavolino del Caffè Gambrinus. Ferdinando Russo custodisce il testo della canzone per anni, la farà pubblicare alcuni anni dopo, nel 1904, da un altro abruzzese, Francesco Paolo Tosti. Nella canzone Avucchella, Gabriele D'Annunzio chiede un bacio a Cannatella, Candida, che teneva una Avucchella un poco pucurilla a passulatella. Ecco, Gabriele D'Annunzio utilizza un neologismo che era tipico di Salvatore Di Giacomo, un termine straordinario, una parola bellissima, appassulatella, che è a metà fra passione, appassionato, però anche un po' appassito. E allora dedico a tutte le donne che sono un po' appassulatelle, quelle che non hanno più 20 anni, insomma, che sono in ascolto, una strofa di una poesia di Salvatore Di Giacomo che si chiama Amore abbasato. Voi con malluve contratiempo siete, un poco pucurilla a passulatella, e beh, vedi che a voi, se mi credete, non vi cagnasse con una guaglioncella. Vero formidabile professore Amedeo Colella, al quale permetto di fare un'annotazione, perché fu proprio Gabriele D'Annunzio intorno agli anni 20 a coniare la definizione scudetto, immaginando un tricolore da apporre su tutte le maglie delle rappresentative nazionali. E chissà che anche questo non sia di buon auspicio per la partita del Napoli. Ci rivediamo